Tutto pronto per la quinta corsa, premio Confesercenti Ravenna Cesena, una prova per 3 anni, vincitori da 1.000 a 6.000 euro in carriera. Macchina in movimento, 1 Griff Dark, 2 Mystic River, 3 Jamaica Pisana, 4 Grace Kelly Matley, 5 Geco Jump, 6 Gea GPD. In seconda fila 7 Granart di Casei, 8 Giusy Dipa, 9 Georgia, 10 Ginevra AV, 11 Glory Gold Ari, 12 Gioia TRGF Risaia. Macchina che ha raccolto i partecipanti lungo la curva di sinistra. I favori in chiusura sono per Mystic River, quota poco sopra la pari. Autostart che inizia ad accelerare. Partiti. Un veloce Jamaica Pisana che prende la testa, al suo esterno Geco Jump, poi Griff Dark e Mystic River. In mezzo alla pista c'è Gea GPD. Sulla prima curva guida Jamaica Pisana, all'esterno Geco Jump, punta in avanti Gea GPD, 200 iniziali in 14.8, con Jamaica Pisana che guida su Geco Jump al largo. In terza ruota rimane sempre allo scoperto Gea GPD, quale viene sicuramente pesante la corsa, 400 iniziali in 29.4. Jamaica Pisana in vantaggio, al suo esterno Geco Jump, in seconda posizione in corda Griff Dark, terzo allo steccato è Granart di Casei. Mystic River agisce dalla seconda pariglia esterna, dopo 600 in 45.3. In terza pariglia esterna c'è Giusy Dipa. Sotto le tribune continua in vantaggio a buon ritmo Jamaica Pisana, che continua sempre su Griff Dark, di fuori Geco Jump, in pariglia Mystic River, 1 minuto e 4 decimi i primi 800 di gara, con Jamaica Pisana sempre in vantaggio, Griff Dark secondo in corda, di fuori Geco Jump, in pariglia Mystic River, non cambia niente, il chilometro in 1.16,5, nel quale Jamaica Pisana ha passato all'avanguardia e ora accelera. Prova a spostare in terza ruota Mystic River per aggirare Geco Jump, in corda sempre Griff Dark. La retta opposta alle tribune passata in 15.1. Jamaica Pisana in vantaggio, Mystic River che aggira il gruppo e cerca di portarsi sulla leader. Ha sbagliato Griff Dark, Jamaica Pisana in vantaggio, Mystic River prova ad avvicinarsi in mezzo alla pista Glory and Gold Ari. Jamaica Pisana affronta la retta d'arrivo in vantaggio, inseguita da Mystic River e Glory and Gold Ari, ma Jamaica Pisana è sempre in chiara evidenza. Jamaica Pisana oggi fa il percorso netto e viene a vincere chiaramente, mentre per il secondo posto Mystic River è avvicinato da Granart di Casei. 39 gli ultimi 400 metri di corsa per la vittoria in cost to cost di Jamaica Pisana. Antonio Barbaro che guida e allena per i colori di Angelo Pasqualin. Tutto facile per la figlia di Wishing Stone e la TTB, che con il percorso netto anche oggi mostra di essere una cavalla veloce. Si stacca chiaramente nel finale, mentre la lotta per il secondo posto vede Mystic River al largo, riavvicinato dal 7 di Granart di Casei, vicinissimi i due. Ci vorrà la fotografia del giudice d'arrivo per separarli, con prima impressione che Mystic River possa essersi salvato, ma ovviamente bisogna andare dal giudice. La vittoria di Jamaica Pisana. Antonio Barbaro.